Un terribile schianto sulla Napoleonica è costato la vita a un uomo di 37 anni di Cervignano. Si è scontrato con un'autocisterna, una vittima anche a Taipano. Un escursionista austriaco è caduto in un canalone. Nella notte si è svolta la disinfestazione delle zanzare a Udine. Tra poche ore tocca a Palmanova, dove divampa la polemica tra regione e comune. Riccardi convoca i sindaci per fare il punto della situazione. Il caro energia mette in ginocchio le imprese del terziario che corrono ai ripari. Domani a mezzogiorno luci spente nei negozi per dare un segnale al governo, assemblee urgenti di Confcommercio per trovare soluzioni alternative. La Carnia sarà protagonista del prossimo Natale in Vaticano. Gli artigiani di Sutrio hanno realizzato le statue di legno e la capanna della Natività, l'allestimento in piazza San Pietro a fine novembre. Stasera puntata speciale dello Scrigno. La Lega di Serie A ha stabilito anticipi e posticipi della sesta alla 16ª giornata. L'Udinese giocherà 6 degli 11 confronti di domenica, 4 alle 15 e 2 alle 12:30. Per i tifosi ma anche per la squadra è un po' come tornare all'antico. Buonasera e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. È finita in tragedia l'incidente stradale di questa mattina sulla Napoleonica tra Bertiolo e Talmassons. A scontrarsi sono stati un camion e una vettura, quest'ultima condotta da un 37enne di Strassoldo di Cervignano, Marco Berini, che si stava recando al lavoro. L'uomo dipendente della Difarma di Mereto di Tomba è morto sul colpo. Il servizio. È morto mentre stava andando al lavoro. Non ce l'ha fatta Marco Berini, 37 anni, residente a Cervignano, nella frazione di Strassoldo, che questa mattina ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto alle 7:30 tra Bertiolo e Talmassons, lungo la strada regionale 252, all'altezza dell'incrocio con Pozzecco. Per causa al vaglio dei carabinieri di Mortegliano, l'auto condotta da Berini, una Volkswagen Polo, è stata centrata da un camion adibito al trasporto di mangimi, alla cui guida c'era un 36enne di Martignaco. L'impatto è stato tremendo, tanto che l'utilitaria è stata trascinata dal mezzo pesante per 120 metri. Berini, una laurea in chimica alle dipendenze della Difarma di Mereto di Tomba, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso, con personale del 118 giunto anche con il soccorso sanitario, e i vigili del fuoco provenienti da Udine e dal distaccamento di Codroipo. Inutili tentativi di rianimarlo, il 37enne era deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro stradale. Illeso ma sotto shock il conducente del camion. Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dei mezzi incidentati, un tratto di strada è stato chiuso alla circolazione, con tanto di deviazioni da parte della polizia locale. Un uomo silenzioso ma che sapeva stare in compagnia, affidabile sul posto di lavoro come analista controllo qualità. Questo il ritratto di Marco Berini. Marco Berini è morto andando al lavoro, lo attendevano i suoi colleghi e responsabili come tutti i giorni alla Difarma di Tomba di Mereto, l'azienda dove lavorava come analista controllo qualità e dove era occupato da una decina d'anni. Dopo aver conseguito la laurea in chimica all'Università di Trieste, contava su di lui per le sue competenze e per il suo equilibrio professionale. Ma purtroppo Marco, su quel tratto di Napoleonica dove purtroppo sono morte altre persone, ha avuto l'impatto con l'autocisterna, quella strada che percorreva ogni giorno e che conosceva bene. Impatto, risultato fatale. Berini viveva a Strassoldo assieme ai suoi genitori Maurizio e Patrizia, mentre la sorella Francesca, per motivi di lavoro, aveva raggiunto la Lombardia. Un ragazzo per bene che in paese non si vedeva molto, si era avvicinato al gruppo giovani vicino alla parrocchia, gruppo frequentato anche dalla sorella. Ma se nell'azienda dove Marco non è mai arrivato è calato il silenzio, anche nella sua Strassoldo non c'è tanta voglia di parlare. La notizia è arrivata nella frazione cervignanese come un fulmine. Credo che tutti possano dire che Marco è un ragazzo d'oro, era purtroppo. E ho trovato la notizia, mi sono veramente angosciata perché l'idea che ti muore un figlio in quelle condizioni ti angoscia veramente. E io in realtà potrebbe dirti molto mio figlio, erano ragazzi insieme finché dopo le strade si dividono, vuoi per l'università, vuoi per le amicizie. L'idea che Marco sia un bravissimo ragazzo credo che a Strassoldo te lo possano dire tutti. E un'altra tragedia in Friuli, un escursionista austriaco è morto dopo essere caduto oggi mentre percorreva il Cammino Celeste sulle montagne di Taipana. I suoi compagni di comitiva lo hanno visto cadere impotenti.
Un piede messo in fallo gli è stato fatale. Un escursionista di 64 anni di Vienna ha perso la vita nel primo pomeriggio. Durante un'escursione tra l'abitato di Montemaggiore e Punta Montemaggiore a Taipana, l'uomo è caduto per una quarantina di metri in un canalone riportando gravi traumi mentre risaliva lungo il sentiero CAI 742 ad una quota di circa 1300 metri. Faceva parte di una comitiva di 7 persone appartenenti ad una parrocchia di Vienna che stava compiendo il cammino celeste, che lo hanno visto cadere impotenti. A tradirlo è stato un sasso smosso da lui stesso o un piede messo male. Fatto sta che è caduto in un tratto molto esposto che lo ha fatto precipitare e prendere velocità. Sul posto si è portato l'elisoccorso regionale, che ha caricato a bordo anche un tecnico della stazione di Udine Gemona del soccorso alpino ed ha verricellato l'equipe tecnico-medica sul posto. L'uomo era ancora in vita all'arrivo dei soccorritori, ma mentre cercavano di stabilizzarlo è deceduto a causa dei forti traumi subiti. Al campo base di Campo di Bonis, oltre al personale della stazione di Udine del soccorso alpino, sono intervenuti anche i carabinieri e la Croce Rossa di Tarcento. Ancora cronaca, un uomo di 52 anni di Venzone è stato denunciato dai carabinieri di Osoppo. Ieri sera una vicina di casa di nazionalità polacca ha segnalato ai militari che lo stesso aveva danneggiato la sua auto sferrando alcuni pugni sul cofano. La donna inoltre aveva ricevuto minacce di morte, testimoniate tra l'altro dalla presenza di un nunchaku, un'arma di origini orientali, lasciata dal 52enne fuori dalla porta di casa della vicina. I militari hanno trovato l'uomo in possesso anche di alcuni grammi di hashish. Deve scontare 3 anni di reclusione per droga. Quando la polizia va a prelevarlo, però per portarlo in carcere, ne trova nel suo capanno hashish e cocaina. La polizia va a casa sua per portarlo in carcere, dove deve scontare una condanna di 3 anni di reclusione per droga. Nel suo capanno gli agenti trovano 73 grammi di cocaina e 120 di hashish. Protagonista è un cittadino marocchino di 41 anni, residente a Reana del Royale, accusato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. La vicenda risale al 16 marzo. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno trovato l'uomo nel capanno in compagnia di 2 persone. Sotto un divano hanno rinvenuto un marsupio contenente lo stupefacente, parte del quale già confezionato, oltre a un bilancino di precisione. Oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Maria Rosa Persico. Il mio assistito, spiega il difensore, l'avvocato Luigi Francesco Rossi, ha affermato che lo stupefacente e il bilancino non erano suoi, ma di uno dei 2 visitatori. Lui stesso, conclude, aveva chiamato la questura per l'ordine di carcerazione e stava aspettando gli agenti. Sul fronte dei rintracci dei migranti in Friuli Venezia Giulia, oltre 400 negli ultimi giorni, la situazione resta critica, come denuncia la Regione. Circa 8.000 arrivi da inizio anno senza conteggiare quelli ucraini. La Regione, con l'assessore all'immigrazione Pierpaolo Roberti, denuncia una situazione di emergenza nella gestione dei migranti. Ancora oggi abbiamo dei rallentamenti, dei grossi rallentamenti sui trasferimenti, quello che ci ha salvato in questi 2 anni di pandemia. Quindi da questo punto di vista la situazione è tragica e in prospettiva lo è ancora di più. Lo è perché gli arrivi continuano come una goccia giorno dopo giorno. Mancano quei trasferimenti verso le altre regioni perché gli arrivi sul canale di Sicilia sono sempre più importanti e quindi i vari centri di accoglienza sul territorio nazionale non riescono più a ospitare e quindi la situazione si sta facendo veramente drammatica. Il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, sottolinea che c'è stato un attimo di crisi a causa dell'intasamento del centro di accoglienza di Lampedusa che ha impedito i trasferimenti fuori regione, mai sospesi ma ora ripresi in numero maggiore e già la scorsa settimana ne sono stati spostati 80 e altri verranno trasferiti a breve. In pratica una ordinaria emergenza, sottolinea il prefetto, con numeri in linea con il 2021. Vardè auspica invece che le associazioni usino maggiormente il centro diurno attivato a Trieste invece di prestare i soccorsi ai migranti in Piazza Libertà. Sono già liberi i 3 tifosi dell'Udinese che venerdì sera, in seguito ai tafferugli a cui hanno preso parte all'esterno dello stadio di Monza, erano incorsi in misure restrittive. Uno inizialmente era stato posto agli arresti domiciliari e gli altri 2 erano indagati a piede libero. In seguito però i magistrati, ritenendo la situazione dei 3 incensurati non grave, non hanno richiesto alcuna misura cautelare. I vigili del fuoco di Cervignano sono intervenuti con un'autopompa e un'autobotte per un incendio su una trebbiatrice a Marano Lagunare. I pompieri sono riusciti ad estinguere le fiamme prima che si propagassero ad un fabbricato nelle immediate vicinanze. L'incendio, che ha sviluppato una densa colonna di fumo visibile anche da Cervignano, Bibbione e Trieste, non ha coinvolto persone ma ha intaccato il tetto del fabbricato. In atto le operazioni di messa in sicurezza e la verifica di eventuali danni al tetto del rustico adiacente all'area dove è bruciata la trebbiatrice.
Furto alla BM Plus di Butrio. Tra il 26 e il 29 agosto ignoti, dopo aver forzato il cancello di accesso al capannone adibito anche ad autofficina, hanno rubato 300 kg di ferro, attrezzature varie, 2 generatori e 100 kg di rame. Il valore della refurtiva ammonta a 7.000 euro. Denuncia è stata sporta ai carabinieri di Manzano. Cambiamo argomento. Il 20° caso umano di West Nile in regione è stato individuato a Gorizia. La città sarà interessata da una disinfestazione anti-zanzara, lo ha annunciato oggi il vicegovernatore Riccardo Riccardi. La diffusione del virus West Nile è stato oggi al centro di un incontro tra il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e i sindaci della regione. I casi rilevati sull'uomo sono saliti a 20, ultimo della serie, uno individuato a Gorizia. Ho incontrato i sindaci che presiedono gli ambiti. La volontà era di rendere noto l'azione che la Regione sta svolgendo davanti a questa nuova infezione. Il tema è né drammatizzare né sottovalutare. Abbiamo raccontato il lavoro dei 20 casi che in questo momento interessano la regione, un'area molto più importante legata all'area del Pordenonese. Abbiamo avuto la conferma poco fa anche di un nuovo caso umano a Gorizia. Riccardi ha poi spiegato quali saranno le nuove zone interessate dalla disinfestazione anti-zanzara, vettore primario di trasmissione del virus. Dobbiamo calendarizzare Tolmezzo e Verzegnis, diverse aree del Pordenonese tra Sacile, Prata, Pravis Domini. E questa sera ci sarà Palmanova, Visco, Trevignano e adesso stiamo organizzando Gorizia. E come abbiamo sentito, questa sera ci sarà la disinfestazione a Palmanova. Non saranno però toccati i bastioni e l'accampamento della rievocazione rinascimentale, ma il sindaco Tellini non nasconde le sue perplessità. La disinfestazione anti-zanzare non riguarderà i bastioni di Palmanova e il campo approntato in vista della rievocazione storica rinascimentale del fine settimana. Lo ha annunciato il sindaco della città stellata Giuseppe Tellini, che questa mattina ha preparato la mappa delle disinfestazioni che in parte riguarderanno anche la zona dentro le mura. Abbiamo avuto questa assicurazione, di questo siamo contenti, anche perché i bastioni sono un parco naturale vincolato da un progetto LIFE. Tellini non nasconde le sue perplessità sulle disinfestazioni. Ci sono 2 generi di perplessità. Una, il fatto che non ci sia stato concesso di rimandare il trattamento come è stato concesso a Tolmezzo Vergenesi. In più, leggendo il piano di contrasto all'arbovirosi, non impone di fare di questo tipo di trattamento e noi riteniamo che in effetti in questo momento qua il trattamento sia sovradimensionato. La replica del vicegovernatore Riccardo Riccardi non si è fatta attendere. Ma io so che il sindaco di Palmanova faceva il medico, però penso che il servizio di prevenzione della regione abbia più titolo di qualsiasi altro di stabilire misure di salute pubblica. Se qui ognuno di noi cerca di dire quello che pensa e non lasciamo lo spazio ai tecnici di fare le cose che devono essere fatte per la sicurezza della nostra salute, entriamo in un tunnel dal quale probabilmente non sappiamo dove uscire. I numeri della pandemia è di 4 decessi, 3 a Udine e 1 a Gorizia. Il bilancio dell'ultima rilevazione regionale Covid in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono stati 830 a fronte di 6.462 tamponi tra molecolari e antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 161. Voltiamo pagina, c'è molta preoccupazione tra i commercianti a fronte degli importanti rincari dei costi energetici e delle materie prime. Ascom Confcommercio Pordenone ha indetto così una riunione urgente con i rappresentanti di categoria. A rischio con l'arrivo dell'autunno c'è la sopravvivenza di numerose attività. Costi energetici alle stelle. Ascom Confcommercio Pordenone convoca i rappresentanti di ogni categoria. Una riunione urgente, quella fissata per giovedì sera, nel corso della quale saranno raccolte proposte e possibili azioni da intraprendere per far fronte ad un'escalation dei prezzi energetici che per l'autunno potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza delle attività commerciali. La situazione è molto critica perché il rientro dalle vacanze è stato caratterizzato dall'arrivo delle nuove bollette. L'incremento esponenziale di queste ultime bollette purtroppo è molto preoccupante, molto critico e sta compromettendo seriamente quello che può essere la pianificazione delle nostre aziende. Abbiamo purtroppo già segnali di preoccupazione anche dal punto di vista occupazionale, quindi di taglio dei costi.
Ecco perché subito al rientro, ieri, c'è stata la convocazione d'urgenza, perché appunto ci sono anche molte imprese che stanno subendo parecchio, le cosiddette energivore nel settore del terziario, e che evidentemente sono molto preoccupate per la propria esistenza nei prossimi mesi. Spegnere le luci delle attività del terziario per 15 minuti a partire dalle 12 di domani. L'invito ai commercianti fa parte di un'iniziativa proposta da Confcommercio Nazionale per dare un segnale sul fronte del caro energia. Le luci spente, sottolinea il vicepresidente nazionale numero 1 di Udine Giovanni D'Apozzo, saranno un atto simbolico. Il caro energia, dice, è un danno enorme per le attività dei comparti che stavano appena riemergendo dall'emergenza della pandemia. I gestori dei pubblici esercizi di Udine cercano di resistere intanto ai costi dell'energia senza aumentare i prezzi, ma c'è chi deve correre ai ripari perché non riesce a far fronte alle spese, soprattutto per quanto riguarda i bar. Vediamo. Per il momento attendiamo finché possiamo, è dura per tutti, bisogna vedere, aspettare cosa succederà, vedremo, è dura comunque. Aspettiamo le altre gente, altri locali, se loro alzano noi alziamo anche noi. No, per adesso ancora no, non ci abbiamo pensato, anche perché il periodo non è dei migliori, quindi cerchiamo di stringere un po' i denti e di tirare avanti con i prezzi che abbiamo. Ovviamente con tutte le spese e gli aumenti che sono arrivati bisogna adeguarsi, insomma. Ecco, di quanto sono mediamente gli aumenti? Diciamo dai 50 centesimi. Le bottiglie di vetro neanche non si trovano, neanche l'acqua gassata. Adesso quanto, almeno qui da voi, quanto viene pagato una tazzina di caffè seduti? 1,50 €. E voi riscontrate incrementi nei costi delle bevande, delle consumazioni quando andate al bar? Ma al momento sinceramente, almeno qui a Udine, no, perché sia il caffè, sia un aperitivo, sia il classico taglio di vino, il cui prezzo poi varia in funzione della qualità, sono al momento costanti, sempre uguali. Andando sullo stesso locale, prendendo la stessa tartina eccetera, ho visto che qualcosa hanno aumentato, ma non molto ancora, e dicono, sono tutti che aspettano non so che cosa. Oggi nuova girandola di incontri per la situazione del gruppo Wärtsilä. Dalla prefettura di Trieste trapela per la prima volta un cauto ottimismo, mentre arriva il richiamo dei sindacati a non uscire dai perimetri della legge sulle proteste, in particolare sui possibili blocchi dei motori. Con il ragionamento eviteremo situazioni di tensione che non giovano a nessuno, non giovano anzitutto ai lavoratori, che sono dalla parte della ragione e resteranno dalla parte della ragione. Il prefetto di Trieste ha annunziato Vardè dopo l'incontro di ieri con il console sudcoreano. Ha avuto un incontro oggi con i sindacati FIOM, FIM e WILM per fare il punto sulla vertenza Wärtsilä, ed è stato ribadito che non saranno tollerate azioni di forza nel blocco dei motori che Daewoo dice di aver già acquistato dal gruppo Wärtsilä e ormai simbolo della lotta per difendere 450 posti di lavoro. Il prefetto non si è sbilanciato ed è stato molto prudente, ma non è escluso che possano arrivare possibili novità dal tavolo del Mise. E credo che ci siano possibilità di trovare delle soluzioni. La partita si potrebbe giocare su un possibile intervento dello Stato, ma di più potrebbe trapelare dal tavolo del Mise convocato per mercoledì prossimo, come confermato anche dal presidente Massimiliano Federica, che ha incontrato i sindacati. Vediamo ora le ricadute della siccità sui nostri vigneti. L'uva è migliorata in queste settimane grazie alla pioggia e, a sentire gli esperti, sarà una vendemmia buona che consentirà la produzione di vini di qualità. Migliorare le culture ottimizzando le poche risorse di acqua disponibili. Il progetto Acquavitis ha presentato oggi i primi risultati ottenuti dalla collaborazione tra gli altri dell'Istituto Agrario della Slovenia e l'Università di Udine e Trieste. L'Ateneo Friulano in particolare ha posto l'attenzione sul tema delle uve. Quest'annata, che è stata particolarmente critica per quanto riguarda sia l'acqua che le alte temperature, vediamo che le uve sono più piccole, le dimensioni delle bacche sono inferiori. La mancanza d'acqua ha rallentato la fisiologia delle piante, quindi anche l'accumulo degli zuccheri è stato leggermente inferiore, però d'altra parte stiamo assistendo a una riduzione veloce dell'acidità e quindi della potenziale freschezza dei vini
che se ne otterranno. Le piogge degli ultimi giorni hanno consentito un recupero e i vini saranno di un'ottima qualità. Sul futuro invece Dovremmo reagire contro questa situazione, quindi cercare di gestire il vigneto in maniera tale che la pianta diventi più resiliente e quindi riesca a produrre utilizzando un quantitativo di acqua minore, no? O produrre leggermente di più utilizzando in maniera intelligente l'acqua, quindi fornendola alla vite nei momenti in cui serve. Ci spostiamo a Gorizia, dove il comune ha subito un attacco hacker con tanto di richiesta di riscatto. Diversi i servizi finiti offline, con i tecnici comunali ancora al lavoro per cercare di ripristinare i danni. Il sindaco Ziberna parla di atto gravissimo, tutto denunciato alla Polizia Postale. Pagateci o rendiamo pubblici dati sensibili. È questa in sintesi la richiesta che il comune di Gorizia ha trovato occultate in uno dei suoi server durante un vero e proprio attacco hacker che ha reso inutilizzabili diversi servizi digitali del municipio isontino. Nella notte tra domenica e lunedì il sito è andato offline, con a cascata una serie di problemi sempre più difficili da risolvere per i tecnici informatici municipali, fino a trovare la richiesta di un vero e proprio riscatto. Per riavere i dati contenuti nel sistema informatico del comune dovrete pagare seguendo le istruzioni contenute in questo messaggio. In caso contrario, i dati saranno pubblicati online e visibili a tutti. Ormai è stato accertato, ha spiegato il sindaco Rodolfo Ziberna, che a provocarlo è stato un attacco hacker, una cosa gravissima, anche se diversi servizi importanti, in particolare quelli dell'anagrafe, sono stati solo sfiorati in quanto collegati a server esterni. Della situazione, chiude il primo cittadino goriziano, è stata informata la Polizia Postale. I fondi del PNRR consentiranno al Comune di Udine di riqualificare edifici scolastici obsoleti e di costruire palestre attese da anni. Per la Fermi e la Mazzini sono previsti interventi per oltre 6 milioni di euro. La Giunta Comunale ha anche deciso di riportare le giostre al parcheggio sud dello Stadio dei Rizzi. La scuola media Fermi di Udine sarà riqualificata grazie ai fondi del PNRR. La Giunta ha approvato il progetto definitivo dell'intervento, il cui costo è di 4.220.000 euro. Sarà sistemata per lotti sia la parte strutturale antisismica che quella impiantistica ed energetica, senza spostare gli studenti dalla sede. Un altro cantiere previsto alla scuola Mazzini di Godi a Beivars, l'unica della città a essere priva di palestra. Abbiamo aumentato sicuramente il progetto da 1,7 milioni a 2,4 per poter partecipare al bando del PNRR e noi andremo a piantare sicuramente i paletti, si dice, del cantiere entro fine anno. Nel corso della riunione Fiume di oggi, alla quale ha partecipato in videoconferenza anche il sindaco Fontanini, la Giunta, oltre ad affrontare le problematiche legate al rincaro dei costi dell'energia, per le quali a breve dovranno essere assunte decisioni per contenere i consumi, ha anche stabilito che il Luna Park di Santa Caterina ritorni al parcheggio dello stadio per fermarsi dal 29 ottobre al 27 novembre. Potranno essere presenti con molte più giostre perché lo spazio si presta e anche il periodo sarà più lungo in quanto non c'è più la coincidenza, diciamo, con la festa e la fiera di Santa Caterina. Ultima chiamata per fare acquisti a prezzi vantaggiosi. Sabato 3 settembre in tutta la regione torna lo sbaracco. Torna lo sbaracco nella destra tagliamento. Sabato i negozi di Pordenone e dei principali centri del Friuli occidentale usciranno lungo le vie dei centri per offrire un'ultima straordinaria giornata di sconti a prezzi imperdibili. Dopo un anno di attesa siamo tutti molto contenti. C'è anche un bel fermento in città perché è stato coinvolto un numero più elevato di negozi e quindi ci auguriamo che la giornata sia bella, ecco, e che abbia un buon riscontro anche per il cliente. Un'occasione per rilanciare il commercio in un momento particolarmente delicato come questo. Lo sbaracco nasce a Pordenone 5 anni fa da una scommessa che abbiamo fatto insieme a Federmoda e Federmoda ha avuto la capacità poi di portarlo da Pordenone e portarlo a tutta la regione. Quindi sabato lo sbaracco sarà in tutta la regione e ovviamente anche a Pordenone. Per quanto ci riguarda noi lo faremo in circa 40 negozi a Pordenone, altri 40 negozi a Spilimbergo, poi parteciperanno anche a Fano Decimo, parteciperanno anche San Vito, Casarsa. Le statue e la capanna che comporranno il presepe in piazza San Pietro in Vaticano sono stati realizzati a Sutrio, l'allestimento a fine novembre. Ecco un'anticipazione della trasmissione Lo Scrigno in onda questa sera. Finalmente ce l'abbiamo fatta ad arrivare a Sutrio, guardate
la bellezza di questo paesino, 1000 abitanti o poco più, ma capirete di che cosa sono capaci i sutriesi. Vi mostreremo anche quello che è il presepe che scenderà in Vaticano. Sindaco, intanto queste statue che cosa sono? Dove sono state utilizzate? Diciamo che abbiamo già cominciato a ragionare sul presepe perché già nel 2018 avevamo un impegno col Vaticano di realizzare il presepe. Il Vaticano ci ha permesso di realizzare questo presepe in piazza San Pietro, che per noi è una soddisfazione, però anche una scommessa, perché diciamo che rappresenteremo la regione e la comunità carnica in un contesto quasi mondiale, come fosse un Giro d'Italia fatto proprio qua a Sutrio. E qua, come vedete, ci sono alcune opere che sono ancora da definire, perché stiamo realizzando adesso, e poi con la prossima Gita del Legno che si svolge il 4 di settembre finiremo le statue con gli artisti che vengono qua in loco a farle. Per me è un privilegio partecipare a questa rassegna che porteremo al Vaticano del 2022. Presentata oggi la stagione 2022-2023 del Teatro Verdi di Pordenone, nell'anno del suo centenario, prosa, musica e danza saranno di livello internazionale. I festeggiamenti inizieranno il 26 settembre con il concerto di apertura dedicato a Mozart. L'invito è il proposito del Teatro Verdi per la stagione 2022-2023, centenario della sua nascita, è quello di esserci. Esserci per il pubblico, per la città, per gli artisti, progettualità, identità e qualità, le parole d'ordine che si rinnovano in un cartellone che tra le prime mondiali e grandi nomi della scena italiana e internazionale spazia ancora tra i generi e le generazioni. I festeggiamenti per il centenario partiranno il 26 settembre col grande concerto di apertura nel segno di Mozart. 100 anni di teatro in questo luogo, da partire dal vecchio Licinio, passando per il Teatro Cinema Verdi, all'attuale immobile, all'attuale struttura così tanto ammirata e così tanto voluta, soprattutto dai pordenonesi. 100 anni pertanto di storia che quest'anno cercheremo di celebrare con tutto quello, toccando tutte le diverse discipline che il teatro oramai storicamente propone. Prosa, musica e danza per una stagione culturale tutta da seguire. Ho cercato di creare per la prosa una stagione che fosse in equilibrio e che soprattutto nella sala grande avesse come filo conduttore la riscrittura dei grandi classici. Dal punto di vista non solo musicale, perché poi anche in tutte le discipline che presentiamo, la danza, la prosa, credo di poter dire che abbiamo una qualità degna di una grandissima capitale europea. Pordenone ha fatto questo senza rinunciare a quelle che erano le strategie culturali e progettuali che quando sono arrivato 10 anni fa avevo cominciato a costruire. È tutto per questa sera, dopo di noi l'appuntamento con il nostro TG sportivo, a seguire il meteo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.